Uomini, donne, figliozzi e comari, oggi vi conto di una femmina che non si fece imbrugliare. Chisse la storia da figlia d'un re Mirabetto, a cui voglio porgere tutto lo mio rispetto. Per lo suo ingegno e lo suo coraggio, a ora ci faccio stu piccolo omaggio. C'era una volta Federico II, re dei Normanni, che combattiu anni e anni. Tutti i re arabi aveva scacciato, solo uno, re Mirabetto, che in un castello su una zona do Poggio Reale s'aveva arroccato ed era l'unico che aveva arrestato. Un giorno, pilli varisillo di torno, ci vosi fare un imbrocchio. Ci scrisse una missiva. Caro Mirabetto, hai tutto lo mio rispetto. Se tu e i tuoi figli in Palermo a mio cospetto vi presenterete nella vostra amata Tunisia con una me barca, sani e salvi tornerete. Appena sentirono sti parole, le figlie di Mirabetto cominciarono a gridare: Amuninno papà, torniamo in Tunisia, che di sta Sicilia ne volemo tornare via. Mirabetto così accettò, ma la sua unica figlia femmina ci disse: oh papà, io no. Si vio che sani e salvi, più davvero, in Tunisia arrivati, vi raggiungo magari abbracciati. Ma se capisci che avevo si fregare, tutta la mia vita trascorrerò per potervi vendicare. E purtroppo Giacarusa fu lungimirante, perché il re Federico s'ha dimostrato di essere un vero lestofante. Dapprima li ricevì un Palermo e ci fece una gran festa. E poi, acchianati in una barca, i fece mazzarare in mezzo alla tempesta. Come principessa capio che magari lei aveva gli orna contati, s'assittava a tavolino e si fece venere una dei suoi belli pensati. Scrisse a Federico che se 300 dei suoi valorosi soldati ci avessi mannato, i già subito s'avesse a lui consegnato. Federico, ben contento, ci mannava a sti 300. Non poteva immaginare che già femmineggia si voleva vendicare. La principessa radunò i suoi soldati e ci disse: come trasino le normanne, a picca li dovete tutti ammazzare. Come Federico non vitta sua bandiera sventolare, capio che già femmina l'aveva proprio fatto fregare. Ma invece di volerla ir ad ammazzare, chiamavano suo soldato che ha cominciato a dettare. E chi c'era scritto in sta missiva? Federico, talmente sta femmina era stata ingegnosa che ora addisiava come sua sposa. Come principessa leggio già missiva, si mise a gridare: l'urre stofante mi vuole maritare? Dopo che li miei cari fici mazzarari? Meglio una tomba che un usoletto, chi già non lo sapi chi è lo rispetto. E da così dicendo, signori miei, vosi fare come uffici già leggendaria femmina egiziana, e ci ha dimostrato un valore di una vera sicula sottana. Purtroppo arrivò il momento in cui capì di essere senza via d'uscita, perché Federico, a tutti i suoi difensura, l'aveva lasciato senza vita. Ella s'affacciò a sua finestra, ben vestita e pettinata, a così vosi essere da lui ricordata, e piuttosto che farisi schiavizzare, s'ammazzò i già stessa e si fece avvelenare.